Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, sono veramente ore stranianti perché siamo in mezzo a due binari paralleli completamente sfalsati. Uno è il piano della storia che si fa di minuto in minuto e in questi giorni davvero non è un'espressione retorica, è la presa d'atto di quello che sta avvenendo. E poi c'è il piano della commedia dell'arte, che è quella del nostro dibattito, della bolla di pseudo-intello, pseudo-comici, pseudo-guru che affollano il circo mediatico italico. Il piano della storia appunto scorre di minuto in minuto, è il piano, come sappiamo tutti, innescato dallo storico accordo di pace in Medio Oriente firmato da Israele e Hamas, un oggettivo capolavoro diplomatico che si deve anzitutto all'iniziativa e alla metodologia adottata dal presidente Trump. E quindi accadono accelerazioni in serie, accade il voto al Parlamento israeliano dove Netanyahu può fare a meno dei suoi alleati diciamo estremisti di destra, ma di una destra con tinte anche messianiche, che erano indispensabili per il suo governo, ma che ora sono un freno miope al processo della Pax Trampiana. E Netanyahu invece ha fatto il passo ufficiale verso la Pax Trampiana. Trump terrà molto probabilmente un discorso alla Knesset, che è un momento di vera e propria solennità storica. Sta ridisegnando il Medio Oriente in un'ottica di pace e prosperità, non solo riattualizzando, ma sistematizzando definitivamente e fattualmente gli accordi di Abramo, che sono la premessa anche simbolica per una pace vera in Medio Oriente. L'Iran degli Ayatollah, la centrale del terrore antisemita e dell'esportazione della jihad apocalittica, è sempre più nell'angolo ed è un regime che potrebbe franare da un momento all'altro nell'interesse anzitutto degli iraniani e delle iraniane, a maggior ragione, mentre sta accadendo tutto questo. E quindi, come dire, in qualunque modo la si pensi, bisognerebbe sintonizzarsi col piano della storia, essere all'altezza e cogliere quello che sta accadendo, poi metterci sopra le proprie spesso trascurabili idee. Alle nostre latitudini avvengono delle cose surreali, di cui vi do notizia non perché siano rilevanti di per sé, ma perché sono davvero indicative di questo sfasamento mentale totale. Cito solo gli episodi più surreali, appunto, e grotteschi. Accadono cose, ma è stata data in agenzia, cioè ci sono delle agenzie italiane che ci hanno reso edotti del parere sulla pace in Medio Oriente e sulla svolta geopolitica mondiale di Enzino Iacchetti. Tutti lo attendevamo, io stesso non ero sicuro davvero che l'accordo fosse andato in porto finché non ci fosse stato il timbro di Enzino Iacchetti, il quale ha detto: molti dubbi su questa tregua, mi spiace ma per ora non ci credo, e agenzie e siti che rilanciano il suo parere. E io immagino che Trump abbia sudato freddo, abbia avuto ore drammatiche dopo l'annuncio di Iacchetti che non condivide il processo di pace. Ho visto poi in TV Alessandro Orsini, il professor Alessandro Orsini, presentato sempre come esperto, non ho capito di cosa, visto che quando Putin invase l'Ucraina dopo 3 giorni aveva detto che Putin aveva già vinto la guerra, è impantanato da 3 anni nelle steppe del Donbass dove avanza metro per metro. Ma comunque il presunto esperto Alessandro Orsini, che dice in TV: le piazze italiane hanno svolto un ruolo fondamentale per spingere Trump. Io pensavo veramente di aver avuto un calo di pressione, di avere ecceduto involontariamente con l'alcol. L'ha detto davvero: le piazze italiane hanno svolto un ruolo fondamentale per spingere Trump. Siamo oltre il dadaismo, siamo oltre la commedia dell'arte, non so chi bisogna scomodare, Totò, Charlie Chaplin, cioè siamo alle vette della comicità, reiterate anche in prima pagina su giornali storici dalla tradizione importante tipo l'Unità. L'Unità, che oggi titola: finalmente tregua, Trump, l'opinione pubblica e le piazze hanno fatto il miracolo. Le piazze, cioè Landini ha fatto il miracolo, cioè gli scalmanati che hanno bloccato l'Italia infestando e rovinando le nostre vite hanno giocato un ruolo nel processo di pace. È il titolone dell'Unità, diretta da Sansonetti, un intellettuale di sinistra che su alcuni temi, vedi giustizia, dice anche delle cose coraggiose e lucide.
E oggi siamo al surrealismo totale. Alessandro Zan, quello della legge Zan, no? Che voleva negare la libertà d'opinione in un paese occidentale, che in TV dice è colpa dei sovranisti. Se ci fosse stata una politica estera comune in Europa, la tregua sarebbe arrivata prima. Ma come colpa dei sovranisti? Il riferimento mondiale del sovranismo globale contemporaneo, Donald Trump, è l'architetto di questa pace, è colpa dei sovranisti se non è avvenuto prima. Capite che vale tutto, cioè siamo al capovolgimento sistematico, è sdoganata la qualsiasi. D'altronde è un'epoca in cui Francesca Albanese è eretta a nuova madrina del mondo progressista italiano. Quindi mentre da noi si reitera questa commedia dell'arte, avviene la storia sotto i nostri occhi. Ecco, invito tutti noi a stare sintonizzati sul piano della storia. Grazie a tutti anche per questo, però vi chiedo di stare con noi perché a brevissimo c'è la nostra intervista settimanale. Vi aspetto.